Amici bellini in notturna, pensavate che non facessi un video oggi perché ne ho fatti 2 ieri e invece non ce la faccio. Ho trovato nella mia mente un argomento che è questo del fantacalcio, perché mi piacerebbe vedere questo tipo di contenuti fatto dagli esperti youtuber che si organizzano per tutte le varie squadre un po' più in profondità, perché le app non sempre ci azzeccano, perché non seguono tutte le cose, e quindi cominciamo. Poi dopo ci stanno anche degli aggiornamenti di mercato. Alla fine cominciamo. E segnalatemeli se trovate degli youtuber affini al mio modo di intendere anche la narrazione calcistica. Per esempio, a me quando si parla di Lazio mi piace molto guardare Falconero, La Casa dei Falchi. Quando si parla anche il mio amico Giovanni Icolo, ovviamente da New York. Quando si parla di Roma ho scoperto uno youtuber bravissimo che si chiama Tecnica di Base, mi fa impazzire. Fatemi sapere i vostri nomi sotto, per esempio per l'Inter, per il Milan, youtuber bravi che parlano del Milan, ne ho parecchi anche per la Juve, mi interesserebbe. Diamo il benvenuto a Gigi QS e facciamo questo tipo di contenuto molto leggero. Io in realtà sto in forte hype per il nostro fantacalcio, perché siamo riusciti a chiudere praticamente a 56 squadre, una cosa incredibile, e ci divertiamo. Poi fantacalcio classic, fantacalcio mantra, è tutto un altro paio di maniche. Vediamo insomma qua come lo porta. Sto prendendo Fantalab, che è un punto di riferimento, e ci porta questo campetto provvisorio, ovviamente. Per quelli che fanno le aste in questi giorni e non aspettano la fine del mercato, ci si prende dei bei rischi, perché ovviamente una cosa è che tu ti prendi Olivera per dirti che sei convinto che è il titolare qua. Vediamo come la porta la titolarità di Olivera, forse tra i ballottaggi 51 Olivera, 49 Spinazzola, ma se arriva Gutierrez le cose cambiano, quindi uno si deve probabilmente mantenere dei crediti se fa l'asta adesso. Io ho guardato un po' oltre le amichevoli che ci siamo guardati molto bene, ho guardato anche un pochino di recap degli allenamenti e delle cose che sta provando Conte, e continuo a vedere dei tentativi di mettere tutti insieme Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne in una sola squadra, compreso Lukaku, e uno alternato tra Politano e Neres. Quindi io già qua vedo per esempio la mancanza di Anguissa, la vedo bella forte, e quindi come indice di titolarità mi rivolgo a quelli che magari non seguono il Napoli assiduamente come facciamo noi della community, stiamo tutte i giorni a sapere tutte le cose. Se uno si sta affacciando e vuole fare il fantacalcio, dici ma chi lo sa se giocano o no. Partiamo da questo presupposto. Secondo me, ed è un secondo me gigante, ad oggi, perché poi con la chiusura del mercato possono cambiare delle cose, io credo che Conte voglia puntare su De Bruyne. Se sta bene De Bruyne gioca. Quindi i dubbi del De Bruyne che parte dalla panchina, secondo me è difficile togliere uno di quella qualità, che ce lo sta facendo vedere anche non essendo in grandissima forma, già ci sta facendo vedere delle cose che altri non fanno, onestamente. Quindi io a questo 4-2-3-1 scritto così, onestamente partirei come idea iniziale mettendo Anguissa al posto di questo Neres, spostandolo ovviamente qua. McTominay sta lavorando da esterno sinistro o da mezzala sinistra, che comunque si inserisce. Il De Bruyne sì, trequartista, ma è comunque un centrocampista più avanzato, e qua secondo me ci sta mettere Politano per dare un po' di equilibrio a una squadra che si sbilancia un pochino. Però Neres sta in grande forma in questo precampionato, bisogna dirlo. Tra Lang e Neres ad oggi si fa preferire Neres, si fa preferire quando gioca a destra. Falso! Falsissimo! Però Lang sta avendo un impatto anche con gli allenamenti di Conte un po' più lento. In allenamento ci sta comunque facendo vedere cose bellissime, nelle partite un po' meno, e quindi ci sta che il ballottaggio sia tra Neres e Lang, più in là con Neres leggermente favorito. Idem si dica tra Olivera e Spinazzola, con Spinazzola un po' più offensivo di Olivera, ma qui per esempio se cominciamo a ragionare sul terzino sinistro, se arrivasse Gutierrez e ci fanno sapere tutto a posto, non vi preoccupate, visite mediche ce lo fanno sapere, arriverà insomma lunedì per le visite mediche in Italia, quindi stiamo tranquilli. Però
dico ai fantallenatori che Gutierrez parte da infortunato, deve recuperare, quindi probabilmente lo vedremo forse dopo la sosta. Partiamo da questo presupposto. E poi c'erano anche notizie che stavano girando su un Guallu che potrebbe non essere stato abbandonato come terzino destro perché il Siviglia ha dei problemi di tesseramento dei calciatori, ha raggiunto un limite, un tetto, deve vendere, e a questo punto il Napoli potrebbe bussare di nuovo, dovete abbassare le richieste perché voi avete bisogno di vendere, e a quel punto il Napoli potrebbe approfittare. Poi resta il dubbio, e questo non ve lo posso risolvere, non ve lo riesco a risolvere perché non è chiaro, tra Meret e Milinkovic-Savic. Ad oggi secondo me è corretto dire 51 Meret e 49 Milinkovic-Savic, ma ho il sospetto che il serbo potrebbe... è serbo, è in serbo, questo ballottaggio in serbo, potrebbe scavalcare durante la stagione. Capitò così tra Meret e Ospina, quando Meret poi magari ha un minimo problemino fisico e va fuori, se il suo sostituto fa bene spesso resta poi titolare. Quindi questa è una situazione che, se volete fare la porta del Napoli, probabilmente ve li dovete pigliare tutte e due, e non è Milinkovic-Savic, non è un portiere che si prende a uno. Quindi dovete stare attenti su questa cosa. Poi la difesa, è arrivato Beukema senza dubbio, e bisogna cominciare a considerarlo probabilmente partner di Rrahmani, perché Buongiorno qualche problemino fisico continua ad averlo, e quindi qua se porta un Beukema al 50% di titolarità, non lo metterei in ballottaggio con Rrahmani. Assolutamente, io credo che Rrahmani in questo momento sia titolare inamovibile, e con Buongiorno si farà un discorso di quando rientra in forma, rientra Buongiorno. In questo momento il Napoli lo sta provando Beukema con Rrahmani, e quindi partirei da questa situazione qua. Partono leggermente dietro Marianucci e Juan Jesus, tra i due si fa preferire Juan Jesus per esperienza, e Conte lo stima, e quindi dovendo mettere il giocatore dentro probabilmente mette prima Juan Jesus, però forse se lo devi mettere a destra è un altro paio di maniche. Ma in questa coppia secondo me ci possiamo considerare Beukema almeno per le prime partite. Di Lorenzo non si tocca, c'ha sempre anche meno concorrenza perché Zanoli forse va al Bologna, dobbiamo capire se Juanlu arriva, Mazzocchi parte dietro, e sul terzino sinistro abbiamo parlato. Botka non si tocca, e se scorriamo, a me questa che è la cosa, che Zambo al 50%, poi quando si dice 50% è che comunque alla fine gioca, e comunque entra a voto ci va, credo, non c'è dubbio su questo. Un po' più di dubbi per Lucca, che potrà avere sicuramente più minuti di quanti ne abbia avuti Simeone, ma Lukaku parte ancora nella testa di Conte come il titolare inamovibile. Se sta bene Lukaku, gioca Lukaku, e non c'è dubbio. Lang si deve ritagliare il suo spazio, secondo me non parte titolare nelle idee di Conte. Gilmour è un vice Lobotka, ma è stato utilizzato anche da Mazzala quando è mancato Anghissà. Tenete presente che Anghissà partirà per la Coppa d'Africa, quindi in quel periodo ci sarà un po' più di spazio anche per Gilmour, e dobbiamo capire se il Napoli vorrà fare un'operazione anche a centrocampo. Si è fatto il nome di Elmas, e in quanto pedina duttile che può andare ad occupare la casella dell'esterno sinistro, può venire a fare la mezzala, è anche trequartista, quindi quello apparerebbe un po' di buchi. Però in questo momento Pedulla ci sta dicendo anche: non è detto che con l'arrivo di Elmas il Napoli non faccia un centrocampista, e dobbiamo parlare sempre poi di profili giovani. Per esempio insiste Pedulla su Fabian del Bologna. Mazzocchi potrebbe andare a giocare da qualche parte se si chiude il terzino destro, così come Zanoli, Contini, Juan Jesus, Marianucci, e questi siamo. Facciamo un controllo se ci è mancato qualcosa, perché noi da qua partiamo. Guardo e riguardo Vergara all'allenamento e ci vedo i movimenti di un bravo calciatore. Tra Vergara e Asa, per esempio, io preferisco di parecchio Vergara. C'ha proprio tecnica, è proprio bravo. È proprio bravo, però bisogna capire se il Napoli decide di tenerselo per crescere con noi, dietro a grandi campioni, o se riesce a mandarlo a giocare. E per il resto questi siamo. Tutti questi nomi in forze resteranno in forze. Lo stesso Musa è ritornata, secondo me è ritornata fredda la trattativa, quindi lo mettiamo in grigetto. Kevin nemmeno no, non credo. Dovrei rimettere Elmas, ma per non illudermi
aspetto. Poi c'è tutto il discorso sul numero dei prestiti che avevo accennato ieri, e c'è un limite di 8 prestiti in entrata e in uscita che una squadra può fare, ma ho guardato molte pagine che hanno affrontato l'argomento e ci sono molte notizie contrastanti. Alcune dicono che per arrivare al limite di 8 adesso si vuole arrivare a un limite di 6 operazioni, ma c'è ancora un anno di tempo prima che entri in vigore. Ci sono parecchie cose contrastanti. Sappiamo che c'è un limite di 3 tra squadre, per esempio, e quindi se consideriamo il prestito di Simeone che poi diventa obbligo, il prestito di Ngong che poi diventa obbligo o diritto, forse Ngong è diritto, e il prestito di Milinkovic-Savic che poi diventa obbligo, abbiamo raggiunto le 3 operazioni. Non possiamo andarci a prendere un giocatore del Torino, sempre se non fai l'acquisto diretto, perché il Napoli si sta muovendo molto sotto questo punto di vista tra prestiti. Ecco perché quando voi sentite no, la squadra non vuole il prestito, vuole cederlo solo a titolo definitivo, è perché ti occupi uno slot e non puoi fare più altre operazioni con questi prestiti che poi paghi dopo, eccetera eccetera. Quindi è una cosa anche burocratica. Il Napoli la maggior parte di queste operazioni qua le ha fatte così, quindi appagherò, e se non siamo arrivati al limite poco ci manca. Devo ancora studiarmelo bene, devo fare degli incroci di notizie, ed in questi giorni vi darò aggiornamenti. Schira, pare che Leoni sia nel mirino del Liverpool. Vabbè. Sembra quasi che sai, poco. Allora, chiedo alla mia community di lasciare un like, perché quelli che si sono visti questo video, che non sono della community, non sono abituati a lasciare i like. Magari se volete iscrivervi, noi parliamo del Napoli ma anche di altre squadre. E ringrazio tutti per l'ascolto fino alla fine, un video diverso. Io non parlo di fantacalcio, ma la cosa mi appassiona, quindi potrei piano piano cominciare ad allargarmi e a divertirmi sotto questo punto di vista, sempre senza darvi fastidio, perché non vi permetterei mai. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Bacio.